Buongiorno dai Tireddo. Alle mie spalle il nuraghe Fontana. Se siete curiosi, allora io, Beniga di Gonto. Questo nuraghe si presenta così, molto grazioso e particolare. Soprattutto perché nel suo sfondo c'è il vulcano più giovane della Sardegna. Lo vedete? Siamo in aperta campagna, ma molto vicini al centro urbano. Ora ve lo mostrerò al suo interno. Aio! Pronti, partenza via! Guardate che spettacolo! La scilla marittima e la farfallina. La lettera A, la nostra lettera Ale. Guarda. Ta ta, ta ta, ta ta. La vedi? La Qualcuno lettera avrà fatto A. l'S di Sergio. Non l'ha fatta, ha fatto là. Nell'architrave dell'ingresso abbiamo notato che c'è un pezzo di sughero, di cui noi non conosciamo la datazione, per cui non sappiamo se questa parte sia stata rifatta e quindi il sughero sia recente oppure sia proprio sughero utilizzato in epoca nuragica per creare magari lo spessore giusto per la loro costruzione. Nei messaggi, se avete qualche informazione in più, fornitecela. C'è anche il Mario. Dai che stanno arrivando. Questo è il primo ingresso che si trova all'interno di questo, arrivando a questo nuraghe. Un primissimo vano da cui si vede oramai il cielo, un po' coperta dalle sterpaglie, c'è una gradinata che porta al piano superiore e da queste parti si accede alla parte più centrale, al cuore del nuraghe. Vedete? Qui c'era una rampa che conduceva al piano superiore, qui una prima grande nicchia e questa è la parte centrale con questo piccolissimo gioiellino in pietra che è una riproduzione perché l'originale si trova al museo, dovrebbe essere al museo di Cagliari, mentre un'altrettanta riproduzione si trova al museo di Tireddu, che incredibilmente oggi è chiuso. Incredibile ma vero, pur essendo sabato. E questa è la parte centralissima del nuraghe. La vegetazione è cresciuta nella sua sommità perché evidentemente è da tanto tempo che ovviamente non viene più utilizzato, ma non è neanche gestito come tanti altri nuraghi, ma merita comunque di essere visitato. Vi è piaciuto questo nuraghe? Vi saluto e a presto, Zibirisano, ciao!